Senza Paperback Writer. Va ora in onda Alta Tiratura con Alessandro Gnocchi. Buonasera, eccoci a Radio Libertà con Alta Tiratura. Io sono Alessandro Gnocchi. Le classifiche oggi le liquidiamo in un minuto o poco più perché sono sostanzialmente identiche a quelle della settimana scorsa. C'è però un ritorno in vetta del saggio di Cazzullo che ci racconta le storie della Bibbia, ma le cifre di questa settimana sono nettamente più basse, è anche una cosa abbastanza strana rispetto alla settimana scorsa. La settimana scorsa eravamo sulle 20.000, questa settimana piombiamo giù a 9.009 per la prima posizione e non è sinceramente un gran bel segnale, visto che molti editori hanno già fatto uscire quelle che sono le strenne natalizie. Comunque a noi insomma delle classifiche e di quello che vende interessa relativamente, perché noi vogliamo parlare anche di bei libri che sfuggono ai radar, e questo libro di cui ora vi dirò è un libro che è sfuggito ai radar della critica e dei letterati italiani per circa 40 anni. È un libro particolarissimo, si intitola Le 20 giornate di Torino, inchiesta di fine secolo, ed è stato scritto da Giorgio De Maria. Questo libro uscì originariamente nel 1977 presso un piccolissimo editore che si chiamava Il Formichiere, e poi è, come dire, è finito nell'oblio. Nel 2016, quindi siamo quasi 40 anni dopo, le cose si rimettono in moto. C'è un traduttore australiano che traduce testi italiani in inglese, che è incuriosito dalla città di Torino e chiede a un amico che gli consigli un libro sulla città di Torino, e questo amico incredibilmente tira fuori uno dei libri più misconosciuti ma più belli mai scritti su questa città, e comunque un capolavoro assoluto, come vedremo, e appunto consiglia Le 20 giornate di Torino a questo traduttore che si chiama Robert Glazov. Glazov lo presenta a un gigantesco gruppo editoriale americano che è Norton. Norton si innamora della pratica e lo fa uscire in inglese. Contemporaneamente in Italia nel 2016 un bravissimo editor della casa editrice Frassinelli, su consiglio di un famoso agente letterario che è Roberto Santachiara, mette le mani sul dattilo scritto delle 20 giornate di Torino, e anche l'editor italiano, ma credo sia una cosa comune a tutti i lettori di questo libro, sebbene ne siano pochi per ora, e speriamo che diventino sempre di più, appunto appena mette le mani su questo libro se ne innamora, compra i diritti, l'edizione italiana esce più o meno in contemporanea con quella americana. Poi ancora oblio, nel senso che il libro fa parlare molto in Italia, però poi finisce fuori catalogo, e lo stesso editor che l'aveva portato in Frassinelli, Giovanni Francesio, una volta divenuto direttore editoriale di un'altra casa editrice, cioè Neri Pozza, decide Francesio di portare con sé anche questo libro che lui ama tantissimo. Ma prima di tutto, di che cosa stiamo parlando? Questo libro è assolutamente inclassificabile per le categorie, diciamo, che usiamo quando parliamo normalmente della letteratura del Novecento. È un romanzo, questo sì, ma è un romanzo completamente diverso da quelli che noi siamo abituati a leggere in Italia. Pensate all'anno in cui è uscito, il 77, erano gli anni di piombo, c'era la militanza,
c'erano le avanguardie un po' sul finire, ma insomma, d'altro canto iniziavano i bestseller che poi troveranno, come dire, la pietra miliare nel Nome della rosa di Umberto Eco. Questo libro invece è completamente folle. Si raccontano di 20 giornate di Torino, nella quali appunto i cittadini prima subiscono una specie di epidemia di insonnia e poi vengono trucidati nel corso appunto delle 20 giornate da esseri che non sappiamo definire. Potrebbero essere le statue che scendono dal piedistallo nelle piazze e inseguono gli uomini e li uccidono nella maniera più truculenta possibile. Questi 20 giorni di pazzia portano alla fondazione dell'invenzione più straordinaria di questo libro, che è la cosiddetta biblioteca, che non è una vera biblioteca, è un posto dove la gente porta la storia della sua vita, reale o anche finta, e in questi manoscritti o dattiloscritti i cittadini si sfogano senza alcun pudore, per cui raccontano delle storie anche terribili. E quando uno si imbatte in un manoscritto altrui e si trova intrigato da quello che legge, pagando una piccola somma può conoscere il nome dell'autore. Tutti i manoscritti son depositati in forma anonima. Il modo in cui, De Maria descrive questo, appunto, desiderio di mettersi in mostra senza alcuna vergogna riecheggia, pur essendo lontanissimi dal mondo della rete, riecheggia un po' quello che viviamo noi stessi in questi giorni, solo che noi al posto della biblioteca abbiamo la bacheca di Facebook. Diciamo che la somiglianza, diciamo così, la similitudine tra la biblioteca e i social network su cui molti hanno insistito si ferma qua, però indubbiamente ha colto, c'è qualcosa comunque di profetico in questa straordinaria invenzione. Il finale è indescrivibile, rinuncio anche perché vi rovinerei il libro, vi dico soltanto che il finale è una discesa nelle forze oscure da cui ci sentiamo minacciati e è terribile, un finale terribile che arriva già al termine di un libro che è veramente inquietante, arriva questo finale che ti ferma il sangue nelle vene. Quindi avrete capito che è un romanzo inclassificabile. C'è una specie di indagine, perché in realtà la storia si svolge quando le 20 giornate sono finite. È un giornalista o forse un ispettore, non si capisce bene, privato, che va a rivangare questa storia che peraltro i cittadini di Torino vorrebbero dimenticarsi. Adesso, se volete dei termini di paragone, io ne butto lì 2. Uno è stato già avanzato e è Stephen King, ma qui c'è, rispetto a pur bravissimo Stephen King, c'è una ricerca letteraria che manca invece in Stephen King, perché è un grande bestsellerista, cioè metà di quelli che lo criticano non sarebbero capaci di scrivere 15 pagine di hit, quindi con tutta l'ammirazione che abbiamo per Stephen King, però bisogna dire che qua c'è un pensiero un po' più sghembo, diciamo così, e una scrittura più affascinante, direi. Un altro paragone è con il Dürrenmatt più surreale. Qualcuno l'ha accostato a Calvino, ma francamente è più un riflesso della biografia di De Maria, di cui adesso dirò qualcosa, e in sostanza è un autore inclassificabile per noi italiani e proprio per questo merita di essere scoperto e deve anche, secondo me, entrare nel canone del miglior Novecento. C'è da notare che questo libro l'hanno letto in pochi, ma tutti quelli che l'hanno letto sono adesso disposti a salire sulle barricate per farlo conoscere il più possibile al maggior numero di persone possibile. Chi era Giorgio De Maria? Qui la storia di quest'uomo sarebbe un altro romanzo da scrivere.
De Maria era figlio o torinese di una famiglia nobile un po' decaduta, aveva la passione del pianoforte e sembrava istradato verso la carriera proprio del musicista, ma, qualcosa non va, cioè, quando le cose iniziano a farsi serie, la sua mano sinistra è bloccata da una serie di crampi che probabilmente sono psicosomatici, o almeno resterà a De Maria rimarrà sempre il dubbio appunto che siano psicosomatici. A questo punto deve cambiare strada, fa un sacco di cose, va a lavorare alla Fiat, fa l'impiegato, è professore di italiano amatissimo dai suoi studenti, sappiamo, scrive per la RAI, da cui poi viene anche licenziato, anche lì una vicenda che non è molto chiara. E non era un uomo poi lavora come giornalista, fa il critico teatrale per l'Unità, non era un uomo isolato, anzi, se andiamo a vedere, è stato un grande amico di Elimir Zolla, conosceva gli ambienti esoterici che ruotavano a Torino intorno agli allievi di Gurdjieff. Ha scritto e ha fatto parte del Cantacronache di Calvino, che era una specie di associazione di geni della parola, che volevano rinnovare la canzone italiana. Ha scritto un sacco di canzoni caratterizzate da un sarcasmo molto forte. Poi ha scritto per il teatro, poi ha riprovato con la musica, con il violoncello, insomma ha fatto di tutto. A un certo punto lui, che era ateo, mangiapreti, materialista, si converte improvvisamente, è una conversione molto profonda, inizia a convincersi anzi che il crampo alla mano sinistra sia una punizione divina, e però da questo momento, e questo me l'ha raccontato sua figlia Corallina, da questo momento, cioè diciamo dalla fine degli anni '70, inizia a stare male, nel senso che quella pazzia latente che lui ha sempre avvertito diventa non è più latente, cioè si manifesta, e quindi muore mezzo barbone, alcolizzato, strafatto di benzodiazepine, Alcion e altra roba, e non scrive più una riga, in sostanza. Quindi noi abbiamo 4 romanzi che stanno tra il 68 e il 77 e nient'altro. Quindi è una storia, molto particolare. Lui, come si capisce da alcune parti del libro, conosceva molto bene la psicanalisi, non solo per essere stato in psicanalisi, ma perché suo cugino, si chiamava Bruno De Maria, è stato un grande psicanalista italiano, con il quale aveva delle lunghissime discussioni. Insomma, è un personaggio ancora tutto da scoprire, pieno di sollecitazioni. Il libro è bellissimo, sinceramente può piacere veramente a tutti, cioè, probabilmente un lettore adolescente coglie il lato horror, diciamo così, e invece il lettore adulto coglie il lato esistenzialista, se posso esprimermi in questo modo. E quindi è un libro che va bene per tutti, peraltro lo pubblica Neri Pozza, costa 15 €, sono 134 pagine, è un capolavoro. Io vi consiglio di comprarvelo per Natale e di regalarlo a tutti. Adesso ascoltiamo un brano che è Casanova di Bryan Ferry. You the hero.
Rieccoci ad Alta Tiratura su Radio Libertà, io sono Alessandro Gnocchi, abbiamo ascoltato Casanova, un brano classico di Brian Ferry, raffinatissimo interprete, è appena uscito, se state cercando, volete regalare un disco a Natale, è appena uscita una sua retrospettiva eh, molto bella con tutti i singoli più, non solo di maggior successo, ma anche i singoli più belli. Lui è stato non solo un grande autore di canzoni, ma anche un grande cantante di canzoni altrui, in particolare di Bob Dylan. Ma perché ho scelto Casanova? Ho scelto Casanova perché tra i 3 libri di cui adesso vi voglio, 3-4 libri di cui adesso vi voglio parlare brevemente, uno è appunto Alfabeto Casanova di Giacomo Casanova. Voi sapete che Casanova è autore di un'autobiografia, Storia della mia vita sterminata, e autore anche di molte altre cose, ad esempio le traduzioni da Omero, e insomma era un intellettuale molto più complicato di quello che noi immaginiamo, molto più raffinato, e era però anche un uomo straordinariamente divertente, ogni tanto per divertirsi si divertiva troppo e qualcuno lo ficcava in carcere, ma in Alfabeto Casanova voi trovate una selezione come dire, degli episodi più divertenti del suo capolavoro, che è appunto La storia della mia vita. Sono stati scelti, tradotti, commentati da 2 esperti, Gianluca Simeoni e Antonio Trampus, ed il libro è pubblicato da Mondadori, costa 14 € e sono 422 pagine, sono gli Oscar di una collana cult degli Oscar, vale la pena, è molto divertente. Anche questo è un libro che terrei presente, nel caso volessi, io lo regalerò, nel caso forse potete farlo anche voi. Poi c'è un altro libro estremamente divertente, che è Gusto di Luca Fassina, pubblicato da Oligo, sono poche pagine e una manciata di euro. Luca Fassina è un scrittore, giornalista, conduttore radiofonico, esperto di musica. Qui lo vediamo nei panni dell'esperto di cinema, e in particolare ha scritto questo libro che è estremamente divertente sulle ricette, a volte non sono esattamente ricette, sono piatti un po' splatter, diciamo, su ciò che viene mangiato nelle serie TV e nei film. La ricetta, quella più eh, scioccante, ma e forse anche la più famosa, è il cervello il cervello di Ray Liotta, che viene mangiato da Anthony Hopkins in un film della saga di Hannibal Lecter, famosissima. È un libro per passare una bella serata, un mezzo pomeriggio in relax, facendosi 2 risate, e perché appunto Fassina è molto divertente nel raccontare appunto cosa mangiano gli attori nei grandi film. Poi c'è una proposta che vi faccio che è molto più particolare, e è La testa di Medusa di John Simmons, conversazioni fra Aleister Crowley e Adolf Hitler. Allora, qui c'è una storia da raccontare, lo pubblica un piccolo editore che si chiama Tre Editori, ehm, sono 18 € per 324 pagine. Questo libro è un libro leggendario, è un romanzo, non capisco perché l'editore lo presenti quasi come se fosse una testimonianza storica, non lo è affatto, è tutto inventato. E, è un libro che a lungo è stato, diciamo, posseduto da pochissime persone, tirato in pochissime copie, tutte numerate, tutte particolarmente, di pregio per la carta e per la confezione. L'autore John Simmons è stato il segretario di Aleister Crowley. Non so se avete mai sentito parlare di questo personaggio, che è, diciamo, pervasivo in realtà nella cultura popolare, figura sulla copertina di Sgt. Pepper, Lonely Hearts Club Band dei Beatles, è nelle canzoni dei Black Sabbath e di Ozzy Osbourne,
insomma, è stato amico di Pessoa, amico di grandi letterati, di Yeats. In sostanza lui è famoso per essere un satanista. Ora, non era un satanista, era ovviamente aveva diciamo, le sue radici nella cultura esoterica e intendeva la magia come quel tipo di rituale che ci permette di piegare la natura ai nostri voleri. Quindi, diciamo, va un po' ridimensionata l'immagine del pazzo satanista, non è esattamente così. Certo, fu un personaggio che fece molto, molto discutere. Ehm, tra le cose che vengono discusse dagli storici, dagli studiosi di Crowley, c'è il ruolo che ebbe, o forse non ebbe, nella seconda guerra mondiale. Qualcuno sostiene che era una spia nazista infiltrata in Inghilterra, altri sostengono l'esatto contrario, cioè che era una spia inglese in grado di parlare con i vertici del nazismo che, vi ricordo, erano sì, anch'essi intrisi di cultura esoterica. Tant'è vero che si è fatta molto letteratura, spesso scadente, storica, appunto sul cosiddetto nazismo magico. C'è un bello studio di Giorgio Galli e poi altre cose. Quindi forse è vero che si parlavano. Qui viene raccontata una storia che invece è stata destituita di ogni legame con la realtà, anche se è una storia plausibile, e sarebbe la storia di Crowley che va a incontrare Adolf Hitler a Monaco prima dello scoppio della guerra mondiale. I due personaggi si confrontano, non si capisce, appunto, rimane il dubbio se Crowley sia facendo un doppio gioco a favore dell'Inghilterra. Fatto sta che questo libro adesso è disponibile in Italia e esce dalla leggenda per entrare nelle biblioteche, diciamo, di chi vorrà acquistarlo. È un libro, non è un esempio di stile magnifico, ma è un libro, anche questo, molto divertente, perché comunque l'idea che come il satanista più famoso del mondo abbia potuto discutere con Hitler, che è male assoluto, è un'idea forse un po' cinica, ma sfiziosa in ogni caso dal punto di vista narrativo. John Simons, vi dicevo, è stato il segretario di Crowley ed è stato anche l'autore della biografia più famosa di Crowley stesso. Adesso torniamo alle cose serie, ma solo per un attimo, perché vi volevo parlare di un libro che invece è un saggio storico, non tanto, sì, diciamo che affonda le radici nella conoscenza storica, ma è un'analisi in sostanza della politica di questo inizio del XXI secolo. L'ha scritto Ann Applebaum, il titolo è Autocrazie, chi sono i dittatori che vogliono governare il mondo. È un libro pubblicato da Mondadori, costa 19 € e ha circa 180 pagine. Ann Applebaum è un premio Pulitzer ed è famosa soprattutto per i suoi studi sui gulag e sul sistema dei campi di lavoro dell'Unione Sovietica. Quindi è una storica autorevole e una storica che si colloca nell'area, diciamo così, liberale, forse non filo-trampiana, però certamente nell'area repubblicana, ecco, diciamo così. Questo libro ha la particolarità di smontare un po' le cose che sentiamo dire di solito proprio su Trump o ad esempio su Putin, su Xi, il leader cinese, cioè che sarebbero, o Erdogan anche, che sarebbero cioè autocrati, ovvero uomini che vogliono comandare da soli, senza la mediazione di altre istituzioni, in rapporto diretto con
con il pubblico, una specie di evoluzione del dittatore del Novecento. Qui invece c'è un altro punto di vista, perché la Applebaum ci spiega che in sostanza le autocrazie sono diventate un'altra cosa, non sono governate da un solo cattivone, sono un insieme di reti sempre più sofisticate dove la tecnologia incontra la finanza e insieme vanno a come dire, a determinare e a condizionare la vita politica. Quindi lei dice, cita appunto strutture finanziarie, servizi di sicurezza, esperti di tecnologia, specie nel campo della sorveglianza, della propaganda e della disinformazione. I membri di queste reti, sto leggendo dal libro, condividono risorse obiettive, operando come un agglomerato di aziende tenuto insieme non dall'ideologia, ma da una spietata e assoluta determinazione a preservare il proprio potere e la propria personale ricchezza. Da un nemico comune, aggiunge poi in un'altra pagina, il nemico comune sarebbe il mondo democratico e dei valori delle democrazie liberal-democratiche. È un libro sottile in tutti i sensi, nel senso che è sottile il ragionamento e è sottile anche per il numero di pagine. Sono 100, appunto dicevo, circa 180, di cui 20 abbondanti di note e apparato bibliografico, quindi si legge con un grande rapidità. Penso che uno studioso italiano per dire le stesse cose avrebbe utilizzato almeno 4, 5, 100 pagine e più note. Gli studiosi anglosassoni hanno quasi sempre il dono della sintesi e dicono con chiarezza, in poche parole, quello che desiderano dire. Anche questo, secondo me, è un bel libro da regalare. Certo, non è divertente come gli altri, ma è interessante. E con questo vi saluto e concludo. Ci sentiamo la settimana prossima su Radio Libertà con Alta Tiratura. Ciao.